Non è un attacco a me, ma a tutte le donne, alla libertà di stare sulla rete senza essere attaccati brutalmente con messaggi d'odio che istigano alla violenza. L'eurodeputata del PD Alessandra Moretti, minacciata con ferocia da un hater su un social network, ne fa una battaglia nel nome di tutte le donne e delle persone fragili. Ho denunciato questa persona pubblicamente perché penso che ci siano tante donne, tante ragazze che non avendo gli strumenti, che non trovando la forza per denunciare chi le attacca brutalmente in questo modo, ecco, io credo che dobbiamo fare una battaglia per queste persone, per le persone più fragili, perché noi gli strumenti li abbiamo, io sono anche avvocato, quindi so come difendermi, però cosa può fare una ragazzina o un ragazzino che invece è oggetto di tale brutalità? La rete può essere un luogo straordinario per esprimere le proprie idee, ma deve essere anche un luogo che tutela la dignità delle persone, continua Alessandra Moretti, che scriverà alla commissaria europea competente. Credo che questa debba essere una battaglia collettiva, trasversale, che vede tutte le forze politiche unite, perché appunto questi colossi del web, nei confronti dei quali noi tra l'altro qui in Europa stiamo agendo affinché per esempio paghino le tasse non dove hanno la sede, ma dove fanno profitti, e appunto tutti sanno che questi colossi fanno tanti e tanti profitti, non possono però fare profitti sulla pelle delle persone e quindi devono dare i nomi, i cognomi di questi soggetti che si macchiano di reati, perché l'istigazione all'odio, alla violenza e alla barbarie è un reato che va punito. Per cui io credo che dobbiamo tutti insieme fare uno sforzo affinché sia sì tutelata la libertà di pensiero, ci mancherebbe, ma che venga invece condannata e punita appunto l'istigazione alla violenza.